Salve ragazzi, questa è una battaglia in Shogun 2 Total War ed è una battaglia 2 contro 2 tra me e Vincent che appartiene alla mia squadra e PZT e Sajonj nel clonale di Koshinetsu, una mappa abbastanza carina e abbiamo riportato una soddisfacente vittoria anche utilizzando un ottimo gioco di squadra. A breve entreremo all'interno del nostro campo di battaglia e quindi analizzeremo la nostra partita. Eccoci all'interno del nostro campo di battaglia, come potete vedere questi sono gli eserciti. Il mio esercito potete vedere che è schierato con un'unità di monaci guerrieri con un arco in prima linea, seguita da un'unità di Ashikaru con Yari e ovviamente da delle unità con katana e un'unità di razziatori Wago, precisamente 4 unità di samurai con katana e un'unità di razziatori Wago, seguiti da ausiliari con naginata, 2 unità precisamente, e 3 unità di monaci guerrieri con naginata, ovviamente seguiti dal generale. Potete vedere inoltre che la mappa dispone di 2 dojo, ovvero lo dojo dello spadaccino che aumenta l'attacco corpo a corpo a tutte le unità e anche la carica, e come potete vedere il dojo degli archi che praticamente aumenta la velocità di ricarica di tutte le nostre unità da tiro e permette anche di rifornirsi se le unità si trovano lì vicino. Intanto, come potete vedere, l'esercito di Vincent si sta un attimo soffermando su questo dojo degli spadaccini, facendo scendere una delle sue unità di cavalleria di monaci guerrieri di Naginata, e intanto ha 3 unità di cavalleria come potete vedere e sta avanzando con tutto il suo esercito, unità di Ashikaru con Yari, delle unità di samurai con katana, ausiliari con spada, ancora samurai con katana, Ashikaru con Yari e ancora ausiliari con spada. Invece i nostri nemici hanno degli eserciti abbastanza diversi, hanno degli Ashikaru con spada lunga, samurai con katana, ausiliari con naginata e come cavallerie, come potete vedere, hanno una cavalleria di fuoco, stiamo parlando del nemico azzurro, e tantissime naginate a cavallo, 2 unità di naginate a cavallo, anzi 3 unità di naginate a cavallo, e non ricordo se c'era qualche altra unità nascosta nel boschetto. Intanto è un esercito abbastanza compatto e anche abbastanza potente. Comunque la sua unità fondamentale, la sua colonna portante dell'esercito sono quindi questi Ashikaru con spada lunga e samurai con katana. Allora, invece dall'altro lato il nemico rosso, il mio avversario, dispone di 2 unità di fanterie samurai e inoltre degli Ashikaru Koyari, tantissimi Ashikaru Koyari che proteggono la fanteria samurai, e Ashikaru con spada lunga e samurai con katana nel retro dell'esercito. Come cavallerie dispone di una cavalleria di fuoco e di una cavalleria Koyari. Allora, come potete vedere sta iniziando, se possiamo dire, la schermaglia. Come potete vedere i miei arcieri stanno facendo fuoco al di sopra di questi samurai, praticamente riuscendo ad ottenere un grande vantaggio perché dispongono di un'abilità ricarica e di precisione molto elevata. Allora, intanto da questo lato potete vedere che il nemico ha concentrato tutta la sua cavalleria sul lato destro e aiutato anche da una cavalleria di monaci guerrieri con naginata del nemico rosso, e si stanno avvicinando verso la cavalleria di monaci guerrieri di Vincent, che anche egli manda incontro la sua cavalleria e cerca quindi di fare qualcosa per intercettarla. Ovviamente cerca di mandare anche gli Ashikaru Koyari, che sono molto utili contro la cavalleria perché dispongono di ottime lance e permettono di intercettare le cariche di cavalleria ma anche i combattimenti corpo a corpo. Intanto potete vedere che il nemico azzurro si avvicina verso Vincent con gli ausiliari con naginati schierati in prima linea, e Vincent si posiziona in muro di Yari, una opzione che permette praticamente di arrestare la carica nemica, se così si può dire, e praticamente blocca il bonus di carica con questi Ashikaru in prima linea, e poi successivamente avanza con tutto l'esercito effettuando la chiamata a raccolta che aumenta il morale dell'unità all'interno quindi dell'area azzurra, e quindi riesce a ottenere un certo vantaggio. Infatti alcune unità stanno già andando via. Guardando dall'altro lato, il mio esercito si sta comportando abbastanza bene, ovvero stanno intervenendo solo i miei arcieri che riescono a freddare un'unità. Come potete vedere sono stati spazzati via abbastanza uomini della fanteria samurai da far scattare la chiamata a raccolta alle guardie del corpo dell'avatar.
Intanto i miei monaci si soffermano per lo più sul generale e riescono a freddare qualche unità. Intanto, ritornando sul lato sinistro, riusciamo a intravedere che il nemico ha utilizzato il Banzai, ma anche Vincent ha utilizzato il Banzai in qualche unità. Anzi no, il nemico, eccolo qui, potete vedere, e riesce quindi con il Banzai a guadagnare un ottimo morale, ma anche un aumento delle loro capacità e delle loro abilità. Intanto il nemico carica da dietro Vincent con una cavalleria di monaci che ormai non ha più alcun uomo e si scaglia sui samurai con katana, ma che vengono ben intercettati perché sono seguiti anche dagli Ashikaru con Yari. Intanto, per quanto riguarda la cavalleria, Vincent è riuscito a intercettarla facendo davvero tantissimi morti con gli Ashikaru con Yari, che sono stati molto utili per intercettare il nemico. Ovviamente anche le ultime unità di fanteria vanno via perché non hanno alcuna possibilità di riuscire a sconfiggere un esercito di tali dimensioni, e così ci spostiamo dal lato destro, dove il mio esercito avanza in formazione allargata per evitare perdite dalle frecce, e ovviamente è seguito da unità di Ashikaru Koyari in prima linea. Intanto l'esercito di Vincent si sta mobilitando verso la mia parte di campo per aiutarmi, e intanto il nemico cerca di indietreggiare per trovare rifugio e quindi cercare di riorganizzarsi meglio nel retro della mappa. Intanto, per quanto riguarda il nemico azzurro blu, è rimasto qualcosa, ovvero solo le guardie del corpo dell'Avatar e la cavalleria di fuoco che stanno seguendo il nemico rosso. Intanto le mie truppe si sono scontrate con la fanteria samurai, che riescono a intercettarla anche grazie all'aiuto delle frecce, che non sono state molto utili perché potrebbero colpire anche le mie unità, e praticamente in questo momento li ho persi di vista. Però adesso stiamo riorganizzando bene gli eserciti per sferrare un attacco deciso ai nemici che praticamente ci stanno affrontando. Intanto anche la cavalleria cogliare nemica cerca di fuggire verso la parte retrostante della mappa, anche se non sono riusciti neanche a conquistare il dojo degli arcieri, che è molto utile anche per la velocità di ricarica degli arcieri. Così praticamente cerchiamo di ottenere una buona posizione sul campo per sferrare l'attacco definitivo. Perfetto, ecco che gli eserciti sono in posizione. Adesso potete vedere che i miei monaci guerrieri con arco si trovano in posizione in modo tale da far fuoco sul generale nemico, perché potete vedere che il nemico si è trincerato in questa ultima parte di mappa con gli Ashikaru Koyari. Sulla parte destra della mappa potete vedere la mia cavalleria di monaci che è pronta all'attacco, aspetta proprio il mio segnale, e potete vedere anche che le unità di Vincent stanno seguendo le mie, pronte per sferrare l'attacco definitivo al nemico. Per quanto riguarda la cavalleria nemica, questa cavalleria azzurra ci sta davvero infastidendo, perché ci sta cercando di aggirare da dietro, e quindi mando il mio generale in avanti per supportare le mie truppe. Così potete vedere che Vincent sta avanzando pian piano con i suoi monaci guerrieri con arco. Scusate, i miei monaci guerrieri con arco stanno seguendo le truppe di Vincent per trovare quindi un'ottima posizione per far fuoco sul generale nemico. Intanto potete vedere che le unità di Vincent partono alla carica. Come potete vedere iniziano a correre, ecco le frecce incendiarie dei miei arcieri che vanno direttamente sugli Ashikaru Koyari, perché non ci sono molte truppe da colpire, visto che il generale si trova all'interno del bosco, e anche i samurai con katana. Ma ovviamente cambierò successivamente bersaglio, perché adesso si stanno avvicinando anche i samurai con notaki. Allora inizia il mio esercito ad avanzare e quindi a seguire l'esercito di Vincent come esercito di supporto. Intanto cerco di inviare la mia cavalleria, ovvero la mia cavalleria di monaci, sulla cavalleria nemica che ha davvero un po' rotto, e così invio anche i miei Ashikaru Koyari per fornire supporto, e ovviamente anche il mio generale si avvicina alla mischia per fornire supporto e quindi fornire mettendosi infine alla morte, ovvero un'abilità che permette di aumentare l'attacco corpo a corpo e anche numerose abilità che servono nel combattimento corpo a corpo. Intanto la cavalleria del nemico rosso non si sofferma ad aiutare le unità dell'alleato, e quindi io riesco a trarre un'ottima vittoria mandandolo in fuga, e quindi mi rimangono ancora numerose unità per far fuori il nemico. Ok, adesso potete vedere che i nostri eserciti stanno avendo la meglio, e adesso sto iniziando anche a bersagliare il nemico tramite le frecce. Grazie anche alla cavalleria di monaci guerrieri con Naginata che si sofferma su questo frontone, cercano di
attaccare il nemico dalle retrovie e quindi mandarlo definitivamente in fuga. Le nostre unità stanno ottenendo un ottimo vantaggio, infatti anche le unità nemiche sulle retrovie stanno cedendo, e quindi non so cosa stiano facendo questi Ashikaru con spada lunga messi a difendere il generale. Non dovrebbero aiutare la mischia, anche se non c'è molto da fare, perché adesso anche le nostre cavallerie si schiantano al di sopra dei nemici, anche perché stanno fuggendo ormai, proprio la battaglia è persa. Siamo riusciti a cogliere un'ottima vittoria all'interno di questa partita, anche grazie a un ottimo gioco di squadra. Da qui è tutto da Edor Van Helgen, mi raccomando, votate e commentate. Ciao a tutti.